Cari telespettatori, quindi eccoci anche questa sera ad altre interviste e questa volta entriamo e scopriamo un libro che è molto interessante, ma non vogliamo assolutamente, non voglio annoiarvi oppure tediarvi con questo, perché è soltanto lo spunto per approfondire alcuni temi di politica ma anche di attualità. Il libro è Per un socialismo liberale europeo, è edito proprio recentissimamente, presentato in più occasioni e è stato scritto a due mani da Gianni Pittella ed Enrico Caterini. Senatore Gianni Pittella, vicepresidente della Commissione Affari Europei al Senato, senatore del PD, ex capogruppo dei Socialisti Democratici al Parlamento Europeo. Il professore Enrico Caterini, ordinario di diritto privato all'Università della Calabria ed è stato coordinato dal giornalista Saverio Paletta. Noi abbiamo questi tre interlocutori connessi con noi, ma per questioni di tempi e soprattutto perché ha una certa urgenza il senatore, partiamo subito con l'intervista al senatore Giovanni Pittella. Ben arrivato qui con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto, senatore, con lei cominciamo la parte più politica, poi svilupperemo con il professore e con il coordinatore che ci racconterà un po' del libro gli altri aspetti. Io da lei volevo un po' capire, ai tempi del coronavirus, parlare di socialismo liberale europeo, poi socialismo liberale. Lo spieghi ai cittadini che adesso hanno una visione della politica molto pragmatica, cioè molto sentita di pancia, come lei ben sa, poi qui siamo nel nord-est, lei tra l'altro, voi siete connessi con noi da Cosenza se non erro, forse lei da Roma. Sì, io sono connesso a Roma, saluto i telespettatori, saluto il collega Caterini e l'amico Paletta. E le dico subito che il Covid ha scoperchiato una realtà in Italia, non solo in Italia, nella quale la mancanza o la scarsa spesa nei settori della sanità e della sicurezza sociale si è fatta profondamente e intensamente sentire. Allora, quando uno usa la parola socialista, vuol dire nel socialismo c'è la difesa dei servizi sociali e sanitari per i cittadini. Essere socialisti non è una testimonianza di pura ideologia, ma è la professione della difesa di alcuni diritti di cittadinanza, tra i quali c'è il diritto ad avere una sanità territoriale adeguata, quale purtroppo noi non abbiamo. E tra i diritti dei cittadini c'è quella di avere un'occupazione piena, che noi non abbiamo. Tra i diritti dei cittadini c'è quella di difendere i ceti più umili, quelli più indifesi, quelli che sono stati travolti dalla globalizzazione e che rischiano di essere penalizzati anche dal Covid-19. Quindi il socialismo, che in Italia è diventata una parola desueta perché aborrita dopo la stagione di Tangentopoli, invece è una bellissima diciamo insieme di valori, di idee, una cornice di impegno politico per realizzare alcune cose che oggi meritano di essere realizzate dalla parte di quella società meno difesa, meno forte, più debole, più anche bisognevoli di merito, di riconoscimento di merito. E in questo diciamo, il riandare alla teoria dei meriti e dei bisogni di Claudio Martelli non è fuori d'opera, perché effettivamente il socialismo liberale vuole coniugare la esigenza di dare risposta ai problemi degli ultimi e anche quella di dare risposta a chi emerge con talento e con eccellenza. Ecco, senatore, però lei prima ha parlato di sanità territoriale adeguata. Si coniuga in qualche modo il socialismo, poi vedremo liberale, perché questa volta sembra quasi un'antitesi in termini, con le territorialità spinte, con l'esigenza anche di maggiori forme di autonomia che vengono reclamate a gran voce, più che mai in questo periodo dalle regioni, dal Veneto in particolare, ma anche da altre regioni del nord-est. Riesce ad accettare questa forma di tutta una istanza? parte del libro su cui si soffermerà sicuramente il professor Caterini, in cui si parla di comunitarismo, cioè di valorizzazione
delle comunità locali come punto di governo, ma anche di produzione, anche di consumo. Cioè, nella nostra testa non c'è l'idea di uno Stato centralizzato onnivoro, ma vi è una idea di liberalizzazione delle decisioni, diciamo, di trasferimento dei poteri verso le regioni e perfino verso le comunità locali. Poi ci sono alcuni settori nei quali io credo che un potere statuale vada mantenuto, vada riconquistato. Quello della sicurezza sociale e della sanità, io penso che debba essere un settore nel quale il ruolo unitario dello Stato debba essere, diciamo, conquistato. Assolutamente. Comunque il libro parte da un punto determinante, lo stato di crisi anche del socialismo in sé per sé, che c'è stato e inequivocabile. Come viene rivalorizzato, come viene ripreso e anche portato alla portata dei cittadini, del pragmatismo e dell'esigenza anche di pragmatismo dei cittadini, perché ultime indagini recentissime che fanno comprendere che anche il governo stesso, il governo Conte, non è così ben visto perché i cittadini vogliono risultati concreti, non riesce ancora a dare tutto quello che ha promesso e quindi crolla diciamo così, nel sentiment dei cittadini. Quindi è molto difficile tener piede se si naviga su delle teorie e non si va sul concreto. Oggi il banco di prova è la concretezza del processo di ricostruzione dell'Italia e dell'Europa. Ogni discussione teorica fa i conti con questa necessità. Abbiamo superato l'emergenza e devo dire che come Italia l'abbiamo fatto con grande dignità e anche con grande positività, ma ora bisogna utilizzare tutto ciò che ha messo a disposizione, viva Dio, l'Unione Europea e spendere queste risorse per progetti che facciano ripartire l'Italia. Le idee ce le dà la stessa Unione Europea quando ci dice, per esempio, ci indica 4 grandi macro obiettivi: il grande obiettivo dell'economia verde e quindi della riconversione energetica del sistema economico italiano ed europeo, il secondo grande obiettivo che è quello del digitale, della diffusione del digitale e del superamento del digital divide a tutti i livelli, quindi dando la garanzia a tutti i cittadini, a tutte le famiglie, anche quelle che abitano nelle più disparate aree geografiche, di avere l'accesso a internet, di avere il diritto all'internet ultraveloce. La terza grande questione è la questione dell'educazione, della istruzione, della formazione, della innovazione, e la quarta grande scelta è quella della creazione di nuove piccole e medie imprese, del sostegno della piccola e media impresa, che è stata totalmente, diciamo, penalizzata dal coronavirus. Penso a tanti settori dell'economia italiana, nel settore del turismo, nel settore della cultura, dei beni culturali, della ristorazione, del termalismo. E mi lasci aggiungere un ultimo settore, che non è ultimo assolutamente in termini di importanza, che è la sanità e la ricerca. Sicurezza sociale, prevenzione, educazione sanitaria, sanità del territorio e ricerca sono dei settori nei quali dobbiamo spendere molte delle risorse che ci vengono dall'Unione Europea. Adesso voi siete impegnati col decreto rilancio. A questo riguardo, cosa concretamente si riesce a fare con quello che c'è a disposizione nel nostro Paese per esempio, le piccole e medie imprese del territorio, per questi capitoli che sono aperti e sono estremamente vulnerabili anche? Guardi, il decreto legge di rilancio, che adesso è all'esame della Camera e poi verrà in Senato, prevede una serie di
interventi, da interventi di prestito a interventi a fondo perduto, a interventi per il pagamento dei fitti, a interventi per il rilancio imprenditoriale, che sinceramente enumerarli, elencarli... No, assolutamente, ma secondo lei concretamente, perché poi i nostri... Io penso che si sta facendo il massimo per dare una risposta all'emergenza. Sia chiaro, il governo fa bene a dare una risposta all'emergenza e a far respirare la piccola e media impresa e anche la grande impresa, che è stata presa a cazzotti da tutto questo lockdown che ha affossato interi settori, alcuni li ha affossati in maniera drammatica, altri con meno dramma, però il danno è stato enorme. Quindi oggi si danno liquidità, si dà prestito, si dà sovvenzione a fondo perduto e si creano le condizioni per ripartire. Poi ci sarà il piano per la ricostruzione, che potrà beneficiare dei soldi che ci dà l'Unione Europea, e se mettiamo insieme tutto questo noi abbiamo creato le condizioni per riprendere una strada di progresso dopo una mazzata che purtroppo non è dipesa né dal governo Conte né dai governatori regionali né da nessuno di noi. Purtroppo c'è stata un'invasione di un virus che ha trovato in alcune realtà una medicina territoriale e anche una medicina ospedaliera probabilmente poco preparata e poco attrezzata, perché in questi anni si è trascurato di investire come invece si sarebbe dovuto fare nella sanità. L'Europa, secondo lei, al di là come si sta comportando in questo momento? E quindi collocando anche quello che voi avete trattato nel libro di un socialismo in un ambito europeo che si deve valorizzare, perché più volte voi avete citato l'Europa, ma concretamente come vede che si sta comportando? Io credo che dopo un inizio piuttosto disdicevole della signora Lagarde, l'Unione Europea ha inanellato una serie di risposte che sono veramente eccellenti. L'acquisto dei titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea per noi è decisivo. La sospensione del patto di stabilità, l'intervento fatto sui fondi strutturali, la messa a disposizione del programma SURE con 100 miliardi di euro, la messa a disposizione dei prestiti da parte della Banca Europea degli Investimenti, l'eventuale, per chi volesse attivarlo, linea di credito del vecchio MES senza condizione, che per l'Italia potrebbe significare per spese sanitarie 37-38 miliardi di euro, e il piano per la ricostruzione che prevede 750 miliardi complessivi tra prestiti e sovvenzioni a fondo perduto. Credo che siano una risposta davvero importante, per certi versi anche in attesa, devo dire, perché anch'io avevo qualche dubbio e temevo che le divisioni e certi egoismi all'interno dell'Unione Europea non avessero consentito di portare queste risposte. Invece l'Europa, come sempre avviene nel corso della sua storia, reagisce in maniera acuta, più è acuta la crisi che la riguarda. E io devo dire grazie alle istituzioni comunitarie. Ora spetta a noi e spetta a chi governa il nostro paese spendere bene queste risorse. E adesso la devo anche lasciare, le chiedo scusa ai telespettatori e ai miei amici che subentreranno, Caterini e Paletta, perché devo andare ad una riunione che avevo peraltro preannunciato. Grazie per Senatore, la ringrazio moltissimo del suo contributo, le auguro buon lavoro naturalmente e la lasciamo scappare. Noi a questo punto grazie molte. Andiamo in pubblicità, poi tornando dalla pubblicità abbiamo le altre interviste in modo che entriamo anche nel merito specifico del tema tra poco.